l'amore, l'attenzione agli altri e soprattutto l'attenzione ai più fragili. Ed è una delle tante iniziative che comunque la parrocchia cerca di portare avanti proprio per questo amore e questa passione che c'è insita nel cuore dell'uomo e che deve essere trasmessa anche alle persone più bisognose. Oggi abbiamo creato un evento molto importante per noi che ha raccolto nella comunità le persone più fragili. È stato un momento molto sentito e molto voluto da parte nostra. Diamo a disposizione tutti quelli che sono i nostri spazi perché una delle missioni, se non la missione più importante, è quella di redistribuire i nostri ricavi alla comunità. Tutto quello che voi vedete qui è stato regalato, quindi possiamo anche dire che Venezia è una città solidale. Come Emporio della Solidarietà noi siamo un po' tutti i giorni a contatto con la povertà e riscontriamo che le persone che vengono a fare la spesa gratuitamente da noi non sono persone che non lavorano, ma sono persone che purtroppo non arrivano a fine mese, madri da sole con figli piccoli, quindi bisogna affrontare non solo la povertà materiale, ma anche tutta una serie di povertà che forse è anche un po' più sono più complicate da gestire. Nei momenti, diciamo, in cui ci si ritrova per un incontro, per una festa, dare una possibilità, ecco, un'occasione, un bel ricordo, ecco, a persone che magari faticano a trovare questi momenti, è qualcosa che diventa, non dico un obbligo perché è un piacere, ma guai se la Chiesa veneziana non facesse questi gesti concreti